Attore. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, anche oggi con voi per raccontarvi il Veneto e tutto quello che succede nei nostri territori. Vi ricordo è anche venerdì, quindi torneremo a parlare di sostenibilità e ambiente dalle 13 con Andrea Ferrazzi e un ospite molto importante, molto noto che voi conoscete tutti di livello nazionale. Vi lascio la sorpresa a più tardi. Come sempre la cronaca è in primo piano nella nostra prima edizione, la cronaca e i nostri inviati. Allora andiamo a Riese Piodecimo perché dopo aver colpito in diverse zone del Veneto, le ultime ricordiamo nel Rodigino più di una volta e anche nel Bellunese, è tornato in azione quello che tutti hanno ribattezzato Fleximan, il vandalo che abbatte con un flessibile gli autovelox lungo le strade e che, aggiungeremo noi, assurdamente trova anche uno stuolo di fan sui social. Ha colpito nella Marca e a Riese Piodecimo nella notte. A Riese si trova Christian Arboit. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica e che adesso inquadra il palo tranciato, questo il taglio netto mediante flessibile avvenuto nottetempo. Ci troviamo sulla strada provinciale 667 per Vallà di Riese Piodecimo, in comune di Riese Piodecimo. Questo l'autovelox di fatto adagiato lungo questo fossato su questa strada, a ridosso di questa strada particolarmente trafficata. Tu prima parlavi di fan, di uno stuolo di fan che segue Fleximan. Ti posso dire Nicola che alcuni tir si sono rallentati, hanno rallentato poco fa e gli autisti hanno in qualche modo inneggiato a Fleximan. È diventato ormai un fenomeno, un vero e proprio fenomeno. Resta il fatto che il danno è evidente, è ovviamente un palo tranciato di netto con tutte le conseguenze poi a livello elettrico. Vedi, quella è di fatto la cabina, il cervello elettronico dell'autovelox. E qui con me ci sono i tecnici della ditta lombarda che si occupa di questi autovelox. Marco Agostinello, che ringrazio, che sta operando qui un po' al freddo in una situazione un po' estrema. Ecco Marco, cosa stai facendo, come stai procedendo? Allora, adesso ci hanno mandato la comunicazione che è stato tagliato l'ennesimo palo e siamo venuti per smontare tutte le apparecchiature, mettere in sicurezza il luogo e riportarle in ditta per l'assicurazione. Ecco, perché questo è il tema. Il danno è evidente, è un danno per la collettività ed è lavoro per voi che appunto seguite questi autovelox. E mi dicevi poco fa, non è il primo. E non è l'ultimo, immagino. Qua, soprattutto zone Veneto, sta spopolando questo fenomeno. Ma che idea vi siete fatti? Voi che siete la ditta di fatto che commercializza e che si occupa dei programmi di questi autovelox? È che adesso, vedendo questo fenomeno, probabilmente si installeranno altri pali con delle resistenze più forti, in modo che solo con un flessibile non vengano giù, in modo una gabbia metallica dentro, un po' più resistenti. Ecco, quindi evolve la tecnologia di Fleximan, ma evolvono anche le tecnologie delle ditte che si occupano di autovelox. Più che altro che è un danno sia a noi che al comune, alla comunità. Fortunatamente non è neanche troppo in strada, perché se magari fosse anche in altri luoghi darebbe anche più rischio. Perché questo è il tema. Grazie davvero Marco Agostinello e buon lavoro. Questo è il tema, questa Nicola, la vedi dalle immagini di Simone Merlo, è una strada particolarmente trafficata, è un rettilineo, si corre, è un copione noto e lungo questa strada ci sono diversi mazzi di fiori, ci sono diverse croci, quindi è una strada anche questa che ha mietuto vittime nel corso degli anni, dove si corre, è la solita storia, eppure qualcuno se la prende
succede con questi dispositivi. Ed è un tema questo, è un tema che interroga gli stessi amministratori pubblici, i sindaci. Il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, che ho contattato poco fa, mi dice: non me la sento di intervenire, anche per non dare troppa visibilità a questo fenomeno, lo definisce proprio così, il Don Chisciotte degli autovelox. Anche queste sono le parole utilizzate da Guidolin, che dice anche: ripareremo il danno, l'autovelox, quello che vedete qui a terra, ritornerà nella sua piena funzionalità. Ma appunto queste condanne arrivano un po' da tutti i primi cittadini che si trovano ad avere a che fare con questo Fleximan, che probabilmente sono più di uno, è evidente, è un fenomeno anche che viene emulato. È il caso del sindaco di Rosolina, Michele Grossato, che nei giorni scorsi è stato ospite della nostra prima edizione e che ha avuto Fleximan sul suo territorio lungo la Romea, anche quella una strada molto percorsa, molto trafficata, e una strada sulla quale ci sono ancora troppe vittime. Grossato che ha detto: noi stiamo indagando e prima o poi riusciremo a trovare questo Fleximan. Con le parole di Michele Grossato, sindaco di Rosolina, ti restituisco la linea. Le immagini sono state ovviamente date agli inquirenti e vedremo se daranno un esito positivo a tutta la questione. Sicuramente. Quindi possiamo dire che il sistema di videosorveglianza di Rosolina potrebbe aver catturato il serial killer degli autovelox? Non sono in grado di sottoscriverlo. Sicuramente chi fa questo atto vandalico non è uno sprovveduto, perché incappucciato, con guanti, sciarpa e occhiali, anche se sera diventa anche difficile a identificarlo. Però ci sono anche altre astuzie che gli inquirenti stanno facendo, dalla cella telefonica ai varchi stessi delle targhe. Ad esempio, se ha raggiunto i posti con la targa. Adesso stiamo offrendo un po' di informazioni, ma ormai il dardo è tratto, come si dice. C'è una taglia, mi pare di capire, su Fleximan. Manca poco. Infatti abbiamo fatto una chat dei sindaci della provincia di Rovigo, ormai adesso siamo ad 8 e ogni tanto condividiamo anche in maniera scherzosa, perché alla fine spiace, perché ribadisco è un atto vandalico, spiace soprattutto che i cittadini lo abbiano veramente definito un nuovo supereroe. Non è così, è un episodio che va assolutamente respinto, e anzi abbiamo bisogno anche della solidarietà, ma anche delle informazioni che qualcuno potrebbe dare, insomma. Così dunque il sindaco di Rosolina. Adesso andiamo avanti con la cronaca e parliamo di cronaca giudiziaria e torniamo a parlare della bimba di origini marocchine di quasi 3 anni, annegata nel 2022 nel canale Gorzone. Siamo nel Padovano, andranno a processo 2 amici di famiglia. La morte della piccola Yakut Afane, la bimba marocchina di quasi 3 anni, annegata nelle acque del canale Gorzone a Stanghella nel 2022, è avvenuta per colpa di una disattenzione di un cancello rimasto aperto dopo l'entrata di un'auto. Per questo 2 connazionali, amici di famiglia della piccola, sono stati indagati dalla procura di Rovigo per omicidio colposo e andranno a processo come disposto dal giudice per l'udienza preliminare. Si tratta di 2 cittadini marocchini di 36 e 35 anni. Il primo proprietario dell'abitazione aveva aperto il cancello di casa per far entrare l'amico 35enne arrivato da Carpenedo. Dal cancello rimasto aperto era sgattaiolata fuori la piccola Yakut, che in quel momento stava giocando con gli altri amichetti. La piccola, poche ore dopo, era stata trovata morta annegata nel canale irriguo che costeggia il fiume Gorzone. La bambina, insieme ai suoi genitori, abitava a Mestre. Quel giorno era andata in visita agli amici che abitavano in via Canaletta a Stanghella. La piccola stava giocando in giardino con altri bambini mentre gli adulti chiacchieravano poco lontano. In un primo momento i genitori erano stati indagati per omesso controllo, le loro posizioni però sono state archiviate. A processo andranno solo i 2 connazionali che, dopo aver aperto il cancello, non hanno controllato che fosse chiuso e che la bimba non fosse nelle vicinanze. 6 indagati invece per l'incidente nel quale un bambino è rimasto ferito sulla seggiovia delle Melette a Gallio. Ci sono 6 indagati per l'incidente avvenuto qualche giorno fa sulle piste da sci delle Melette, dove un bambino è caduto dalla seggiovia procurandosi serie ferite.
La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo inserendo nel registro degli indagati 6 persone. Fonti locali fanno sapere che si tratterebbe di maestri di sci e altri soggetti riconducibili alla società che gestisce l'impianto sciistico. Si tratta comunque di un atto dovuto in un momento in cui la Procura Berica deve ricostruire cosa sia accaduto domenica sulla seggiovia per individuare eventuali responsabilità. Secondo le ricostruzioni, il piccolo sciatore proveniente dalla provincia di Verona sarebbe salito sulla seggiovia con un altro minorenne per poi trovarsi improvvisamente in difficoltà. Il bambino stava per cadere ma è stato trattenuto per alcuni istanti dal suo accompagnatore, che ha forse evitato una caduta sulle rocce in un punto piuttosto pericoloso del tragitto. Il piccolo è comunque volato a terra per alcuni metri procurandosi traumi e fratture. Immediato il ricovero in ospedale, ma dopo alcune ore di apprensione pare che le sue condizioni stiano migliorando. Resta da capire cosa sia accaduto sulla seggiovia, se ci siano state inottemperanze da parte del personale o di qualcun altro, oppure se la sbarra di sicurezza sia stata alzata durante il percorso. Tutte domande a cui risponderanno le perizie che verranno effettuate, assieme ai riscontri con le persone interessate. Torniamo a Riese, abbiamo iniziato a Riese con l'ennesimo autovelox di Velto, ce ne ha parlato Cristian Arboita. A Riese però in queste settimane la vicenda che resta impressa è quella del femminicidio di Vanessa Ballan. È arrivata sulla scrivania del PM l'ultima relazione del medico legale relativo al DNA del feto della giovane mamma. È Nicola Scapinello il compagno con cui viveva, il padre biologico del figlio che Vanessa Ballan portava in grembo quando è stata barbaramente uccisa. È questo il risultato del DNA del feto eseguito dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli durante l'autopsia. Un altro tassello che confermerebbe la versione che ha sempre fornito il compagno di una vita di Vanessa. La vittima aveva troncato la relazione con Bojan Fandaj, nonostante le minacce e le continue persecuzioni, voleva stare con la sua famiglia, ma lui non accettava di essere stato lasciato, non voleva chiudere quella relazione. Così il 19 dicembre ha scavalcato la recinzione dell'abitazione di Vanessa e prima l'ha colpita in testa e al volto, poi il killer l'ha pugnalata a morte, nonostante il disperato tentativo della giovane mamma di difendersi dai suoi colpi. L'esame aveva stabilito che Ballan è stato ucciso da 8 coltellate, 6 profonde e 2 superficiali, 2 fendenti hanno lesionato i polmoni, mentre uno ha colpito il cuore. Vanessa era incinta da circa 12 settimane. Il 30 gennaio Bojan Fandaj parlerà con il magistrato e racconterà la sua versione, la sua verità. Lui ossessionato di Vanessa, con le foto disseminate in tutta casa, infuriato per la fine di questa storia. Forse a far scattare la follia dell'uomo denunciato dalla stessa Vanessa il 26 ottobre scorso per stalking e revenge porn potrebbe essere l'aver saputo che la donna aspettava un bimbo. A trovare Vanessa senza vita il compagno Nicola. Fandaj era fuggito cercando di depistare i carabinieri che subito si erano allertati per cercarlo. Poi la cronaca di quella sera quando il quarantenne chiama il 112 ma non si costituisce, perde tempo, torna a casa sperando che i militari lo stiano cercando altrove. Ma dopo la doccia per lui scattano le manette. I carabinieri si erano appostati vicino a casa ad attenderlo. L'avvocato Simone Guglielmin, legale dei familiari della vittima, si limita a dire: Nicola continua a vivere nel dolore da quel tragico giorno. Domani intanto invece l'interrogatorio di garanzia in carcere per Franco Battaggio, arrestato invece per l'omicidio di Anika Pamphile, l'abbiamo raccontato in questi giorni. Sempre nella Marca trevigiana in tema purtroppo di femminicidi. Di nuovo nel Vicentino con la paura ieri sera in un'abitazione di Poianella di Bressanvido per un incendio. Bressanvido, tanta paura ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio scoppiato sul tetto di un'abitazione di Via Bosco in località Poianella. Le fiamme si sono sprigionate nella tarda serata di ieri nei pressi della canna fumaria e si sono estese successivamente al tetto ventilato del caseggiato. L'arrivo tempestivo in massa dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che le fiamme distruggessero l'abitazione. 19 pompieri giunti con 3 autopompe, 3 autobotti e l'autoscala hanno permesso di circoscrivere il rogo ad una sola falda del tetto. Le cause dell'innesco sono al vaglio dei tecnici. La famiglia residente evacuata ha trovato ospitalità per la notte presso alcuni parenti. Torniamo a parlare di sicurezza stradale, torniamo nel Padovano con l'incidente avvenuto questa mattina in via Facciolati a Padova, il traffico in tilt in una delle zone calde della città.
Traffico in tilt in via Facciolati per uno spettacolare incidente che ha visto coinvolte 2 auto. Era l'ora di punta, attorno alle 8:40 del mattino, quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, 2 auto si sarebbero scontrate, una Fiat Panda e una Citroen C3, e la Panda si è ribaltata in via Facciolati, a poche decine di metri da Ponte Corvo e da via Gattamelata, all'incrocio con via Paruta. Il bilancio è di una donna di 54 anni alla guida della Panda, ferita non gravemente, mentre non è ricorsa alle cure dei sanitari del SUEM l'altra conducente di 29 anni. La conseguenza è stato un ingorgo che ha bloccato però il traffico per quasi un'ora in tutta la zona di via Facciolati, via Gattamelata e Ponte Corvo. Sul posto anche i vigili del fuoco e il SUEM per prestare soccorso e togliere i mezzi dalla strada. L'incidente è avvenuto in una zona in cui, a qualche centinaio di metri di distanza, sono aperti alcuni cantieri per il tram con inevitabili disagi, in particolare per la seconda linea, il SIR 3, all'incrocio tra via Sografi e via Forcellini. Lavori che dureranno in una prima fase per 1 mese e per una seconda fase fino ad aprile, coinvolgendo tutta via Sografi, con modifiche alla viabilità e ai sensi unici della zona. A poca distanza, inoltre, si trovano anche l'ospedale e i lavori per il tram in via Giustiniani. Altri cantieri importanti sono quelli di via Gozzi, chiusa da novembre e probabilmente fino ad aprile, e a Volta Barozzo per la costruzione del nuovo ponte sul quale transiterà il tram. A Milano invece ieri sera nella tarda serata un incidente singolare per le cause. I vigili del fuoco sono intervenuti per un auto articolato che era rimasto bloccato su una strada dopo aver seguito le informazioni del navigatore. Il camionista polacco, tradito dalle indicazioni poco adatte al mezzo pesante, è finito con le ruote fuori dalla strada bianca. I vigili del fuoco intervenuti dal locale distaccamento volontario da Mestre con l'autogru hanno con delle fasce imbragato il semirimorchio rimettendolo in strada per poi farlo procedere in retromarcia e fargli guadagnare la strada principale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa. A proposito di incidenti, c'è il caso del nuovo incidente con protagonista in negativo un altro mezzo dell'azienda La Linea, mezzo di trasporto pubblico. Il bus che è finito sul marciapiede senza grosse conseguenze. C'è stato ieri l'atteso vertice anche del comune per chiedere spiegazioni all'azienda. Questa mattina ero a un mercato cittadino e sono stato bersagliato, la gente ti ferma, la gente ha paura, ma cosa succede sempre a questi mezzi? Cioè, mi pare normale dover dare delle spiegazioni e rassicurare i nostri concittadini. È stata una convocazione d'urgenza, neanche 24 ore dall'incidente, quella dell'ufficio trasporto pubblico locale del Comune di Venezia, per fare chiarezza sull'uscita di strada del bus della linea 13 in via Cappucina a Mestre. Un altro incidente, in questo caso lievissimo e senza conseguenze, che ha coinvolto un mezzo della linea, come nella drammatica notte del 3 ottobre sulla rampa Rizzardi, come quel sabato sera del 14 ottobre in via Carducci. Per questo l'assessore Renato Boraso si è impegnato a fare chiarezza. Vogliamo una relazione tecnica, che loro si sono impegnati domani a darci, anche con il tracciamento dei sensori. Questi mezzi hanno dei sensori speciali che tracciano gli eventuali blocchi o disguidi al sistema elettrico o al sistema complessivo di questi mezzi, e noi vogliamo che i tracciamenti di questi sensori, proprio per escludere ogni dubbio su un guasto di carattere tecnico. L'incidente, come detto, è stato di lieve entità, ma inevitabilmente gravato dall'enorme peso dei fatti di ottobre. Alla Linea SPA è stato chiesto di presentare già domani una perizia tecnica su quanto accaduto in via Cappucina per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. Noi ci fidiamo delle dichiarazioni di oggi, ma vogliamo documentazione per essere tranquilli, lo dico e vi chiedo proprio per applicare un principio di autotutela e precauzione che si impone. Non è una questione perché poi l'autista inizialmente ha detto una cosa, poi ha sbagliato la valutazione. Allora sgombriamo da ogni dubbio questa vicenda con una documentazione tecnica. I problemi poi per quanto riguarda i mezzi del trasporto pubblico riguardano spesso non soltanto questioni tecniche molto gravi come questa, ma anche la sicurezza
dei passeggeri, ma anche dei conducenti, degli autisti che vengono spesso colpiti con violenza dai passeggeri stessi, spesso anche in situazioni un po' come dire particolari, come è il caso di MOM, l'azienda del trasporto pubblico trevigiana, bersagliata da tempo da atti di violenza nei confronti degli autisti. È accaduto l'ennesimo atto a Pieve di Soligo ieri mattina. Pugni al volto, strattoni e urla, in pieno centro, davanti alla gente. Parlano da sole le immagini del video girato da QDP News. Erano circa le 8 di mattina quando in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo un giovane ragazzo minorenne italiano di seconda generazione ha aggredito un conducente della linea 132 della MOM per un assurdo scambio di persona. Secondo il 17enne, infatti, l'autista sarebbe stato il responsabile di una manovra pericolosa che qualche tempo fa lo avrebbe visto quasi investito. Così, improvvisa, è scoppiata la furia. A distanza di tempo ha fermato un altro autobus e ha iniziato a inveire contro l'autista. Da questo fatto ne è nata una colluttazione che ha portato a uno scontro fisico. L'autista che ho potuto incontrare, perché ha dato subito la sua versione alla polizia locale e ai carabinieri, asserisce di aver ricevuto dei pugni. L'ho trovato molto scosso. Un trauma, quello subito dal conducente di circa 60 anni e papà di una bimba di 10, che racconta di essersi istintivamente difeso non appena il giovane ha cominciato ad agitarsi e a colpirlo ripetutamente in volto. Medicato dal personale del municipio subito dopo l'aggressione, l'autista è stato portato in pronto soccorso, dove ha rimediato 4 giorni di prognosi a causa dei pugni inferti alla bocca. Che questa persona è stata subito identificata e quindi adesso si avvieranno le indagini del caso. Vicinanza al dipendente espressa da MOM, che intende procedere per vie legali. Il ragazzo potrebbe infatti rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio, anche perché oltre all'aggressione il giovane ha danneggiato i sistemi interni della corriera. Di queste situazioni subiamo anche di danni come azienda, perché adesso l'autista che sta a casa 4 giorni è un problema perché non è che abbiamo autisti in esubero, ma è un problema anche sotto l'aspetto economico per la società. Se questo signorino ha rotto, non so, la VM, è un altro problema. Si tratta dell'ennesima aggressione al personale del trasporto pubblico della Marca. Degli scorsi giorni la violenza a Conegliano ad un controllore ferito alla mano dopo aver chiesto ad un ragazzo di esibire il biglietto di cui era sprovvisto. Esasperazione da parte di MOM. È una situazione che non può essere accettata più. Stiamo facendo maggiori controlli. Questo sta dando anche i suoi risultati, quindi con l'impiego anche di esterni, quindi di vigilantes che in qualche modo possono garantire la sicurezza anche al nostro personale e all'utenza. Intanto proprio a Pieve di Soligo numerosi commercianti della zona dove è accaduto ieri questo fatto si lamentano della presenza di gruppi di ragazzini arroganti e violenti, anche minacciosi nei loro confronti. La mattina quando vengo, sì, perché io vengo qua alle 5:10, 5:15 e non c'è nessuno. Ti fa paura, mi chiudo dentro. Entrano nei locali con fare arrogante e aggressivo, non ascoltano gli inviti ad uscire, creano situazioni di disagio per i modi scontrosi e spesso irrispettosi dei clienti e delle persone. Dopo l'aggressione all'autista MOM in pieno centro di fronte al municipio da parte di un ragazzo di 17 anni, i titolari dei locali della piazza sono stanchi delle continue scorribande di giovani, per la maggior parte minorenni, che si ritrovano in gruppo nella zona e che girano impuniti. Cosa penso? Penso tutto quello che pensano tutti, che qua le leggi sono e allora si fa quello che le pare, chiunque fa come le pare, tanto non succede niente. Ci sono dei ragazzini che non è bello vederli così fuori, perché hanno dei comportamenti sbagliati nei confronti delle persone. Quando vengono dentro bisogna avere molta forza di volontà di star calmi, perché sennò più di uno sarebbe da mandarlo fuori e non è bello vederli in piazza, perché noi siamo abbastanza adulti, ma i vecchietti, questo mi fa paura, ecco, per gli anziani, per le persone deboli. Ragazzi di cui anche i residenti lamentano la presenza, poco inclini all'ascolto e al rispetto delle regole, soprattutto nei locali pubblici, dall'utilizzo dei servizi all'interno dei bar senza comprare nulla, all'atteggiamento strafottente nel chiedere i biglietti degli autobus. Ti fronteggiano, ti istigano
Non so spiegarti, però sono sbruffoni, hai capito? Anche quando vengono a prendere un biglietto, se non ce l'hai ti minacciano. Si unisce ai commercianti anche il sindaco Soldà. Nel momento di dire basta, commenta: offriamo dei servizi e non è ammissibile che il lavoro delle persone possa essere messo a repentaglio in questo modo. Aggressività che non fa sentire nessuno al sicuro. Non ho paura perché io sono una che reagisco, riesco a reagire, quindi mi impongo. La paura è quando arrivo la mattina che non c'è nessuno, quella mi fa la paura, perché non si sa cosa aspetti fuori, ecco sì, quello sì. A Treviso invece, sedicenne rintracciato e denunciato, girava con una pistola in piazza Santa Maria del Rovere. Lui ha detto: lo facevo per fare dei video su TikTok. Lo scorso 17 ottobre era stato sorpreso in piazza Martiri di Belfiore a Santa Maria del Rovere mentre mostrava una pistola a un gruppetto di ragazzi, anche loro minorenni. All'arrivo di una volante della polizia era scappato lasciando cadere quella riproduzione di una Glock priva di tappo rosso. Le indagini della squadra mobile hanno consentito 3 mesi dopo di individuare e denunciare per porto abusivo d'armi un sedicenne di origini albanesi. Quel giorno aveva anche abbandonato sul posto un borsello con all'interno un passamontagna che, secondo la sua versione di poi, doveva servire insieme all'arma solamente per realizzare dei video su TikTok. Ma la Procura dei minori di Venezia ha autorizzato una perquisizione domiciliare per verificare se invece il giovanissimo, armato e travisato, non avesse messo a segno dei colpi. Non è stato però rinvenuto nulla. Il sedicenne era già stato denunciato in passato per ricettazione per essere stato trovato in possesso di una bicicletta di valore oltre 1.000 euro risultata rubata. Allora torniamo nel veneziano. Ieri nel nostro telegiornale del Veneto e anche in quello di Venezia, insomma, saltava all'occhio questa notizia: il bilancio 2023 dei controlli dei carabinieri, nucleo ispettorato del lavoro. Ebbene, l'80% dei cantieri edili controllati nel 2023 risultava in qualche modo irregolare nel veneziano. Come rispondono oggi, cosa dicono oggi i costruttori veneziani? In diretta lo scopriamo con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui in compagnia del presidente di ANCE Venezia Giovanni Salmistrari, perché è doveroso anche replicare a quanto abbiamo letto e sentito emergere dalla presentazione del bilancio del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri per quanto riguarda il 2023. Beh, più che replicare, noi vogliamo lanciare questo segnale che non tutti siamo uguali, non tutte le imprese di costruzioni sono irregolari. Noi collaboriamo già col nucleo di ispettorato del lavoro dei carabinieri, con i quali abbiamo anche dei corsi di formazione anche per loro attraverso i nostri enti. L'impegno dell'Associazione dei Costruttori è certificato dal fatto che il nostro ente ha effettuato nel 2023 oltre 500 controlli nei cantieri delle nostre imprese, ha formato oltre 2.500 dipendenti con circa 400 corsi di vario genere. Questo proprio per dimostrare l'impegno e l'attenzione massima alla sicurezza, alla formazione e alla regolarità anche contributiva, mi permetto di dire, dei nostri dipendenti, perché ne va delle nostre aziende, del nostro nome e della qualità dei lavori. Troppo spesso, mi permetto di dire, i clienti si affidano a imprese improvvisate guardando solo il prezzo. Questo è una cosa che ha determinato sicuramente gran parte di queste irregolarità, perché le imprese che sono state controllate non credo siano proprio imprese con storia e con appunto una formazione di vari anni. Credo che siano dovute imprese che sono sorte per questo boom, diciamo, di sviluppo del nostro settore dovuto ai bonus. Per cui faccio un appello anche ai committenti per porre la massima attenzione a chi si affida nei lavori. Salmistrari, c'è anche da dire che si tratta di irregolarità, cioè sono differenti alcune. Certo, poi bisognerebbe scendere nel merito di che irregolarità c'è, perché ci sono irregolarità gravi che mettono a rischio la salute e la sicurezza degli operai, e altre irregolarità più formali che sono comunque nell'elenco degli obblighi delle imprese, ma che molto probabilmente non hanno una valenza
violenza o quantomeno non hanno una pericolosità tale da essere così, insomma, ripeto, gravi e problematiche. Bisognerebbe appunto anche scendere nel dettaglio. Una cosa importante, peraltro, mi permetto di dire, che sarebbe avere i nomi di queste imprese irregolari, non per una gogna mediatica che non ci vede assolutamente favorevoli, ma forse anche proprio per poterle avvicinare e spiegare il valore del nostro settore e cosa può fare l'associazione anche per queste imprese. Ecco, evidentemente non è stata, insomma, non sono magari formate adeguatamente, se vogliamo vedere anche l'altra faccia della medaglia, potrebbe anche essere così. Certo, sicuramente sono nate da poco, hanno avuto come unico obiettivo forse fare l'utile, prendere i soldi di questi bonus e poi anche chiudere. Troppo spesso abbiamo casi di imprese che aprono la propria posizione e nel tempo che riescono a finire un lavoro non pagano nemmeno i contributi obbligatori. Queste regole purtroppo sono così e si fa fatica a combatterle, ci vuole una coscienza, ripeto, anche da parte di chi è il committente che affida i lavori. Grazie Presidente Salmistrari, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, al tuo ospite, anche a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Restiamo a Venezia. Durante la ordinaria attività di verifica effettuata a bordo di navi straniere a Porto Marghera, restiamo in tema di controlli. Gli ispettori della Capitaneria di Porto Guardia Costiera hanno disposto il fermo amministrativo di 2 navi da carico battente bandiera liberiana. Il team ispettivo ha riscontrato il mancato rispetto degli standard minimi previsti dalle normative internazionali, riscontrando numerose irregolarità. A bordo delle 2 navi sono state rilevate rispettivamente 17 e 15 difformità di varia natura, quali la carente preparazione degli equipaggi nella gestione delle situazioni di emergenza, come ad esempio l'incendio a bordo, la scarsa manutenzione degli impianti di bordo, le negative condizioni di vita e di lavoro dei marittimi imbarcati, nonché ulteriori mancanze potenzialmente pericolose per l'ambiente marino e costiero. Questi i controlli nelle 2 navi battenti bandiera liberiana. Prima di tornare con la cronaca a Padova, un veloce break pubblicitario. Rieccoci in studio, in diretta. La cronaca da Padova, ancora un episodio di spaccio che vede protagonisti giovani padovani, un fenomeno che non passa inosservato. A vendere la droga infatti ora iniziano a essere ragazzi incensurati e, come si suol dire, di buona famiglia. Ecco gli ultimi episodi di cronaca. Un altro giovane padovano, appena 18enne, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Padova. Anche quest'ultimo, proprio come il giovane sorpreso l'altro ieri con oltre 1 chilo di hashish, sempre in zona Volta Busegana, è stato individuato dai poliziotti perché nei pressi di un parco pubblico consegnava la droga ad alcuni automobilisti. I poliziotti hanno così aspettato che uscisse di casa, controllandolo. Con sé aveva un vasetto di vetro con più di 50 grammi di hashish, un coltellino e un bilancino di precisione. L'arresto del giovane è stato poi convalidato dal giudice. Un altro giovane, 21enne, di origini rumene ma regolarmente residente a Padova, è stato invece denunciato perché sorpreso con 6 dosi di cocaina, di cui aveva provato a disfarsi durante la breve fuga. Al momento non risultano collegamenti tra i giovani arrestati e denunciati in questi ultimi giorni. Certo è che questo ennesimo intervento dimostra il coinvolgimento di giovanissimi padovani incensurati di buona famiglia nell'attività di spaccio. Ancora a Padova, per tornare a parlare dell'inchiesta sulla gestione migranti nel periodo di massima emergenza nel 2015, sono stati infatti assolti gli ex funzionari della prefettura di Padova, imputati insieme ai vertici della Coop Ecofficina. Anche loro assolti. Erano stati accusati a vario titolo di turbativa d'asta, frode, rivelazione del segreto d'ufficio, falso ideologico, abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità nella gestione dei centri per migranti accolti nell'ex area Prandina a Padova e nell'ex base di San Siro a Bagnoli di Sopra. Dopo una lunga vicenda processuale sono stati assolti dal Tribunale di Padova 3 ex funzionari della prefettura e i vertici della cooperativa Ecofficina. Prosciolti perché il fatto non sussiste al termine del processo durato 3 anni, l'ex
l'ex viceprefetto vicario Pasquale Aversa, Alessandro Sallusto, all'epoca viceprefetto, Tiziana Quintario, funzionaria che in quel periodo era addetta alla gestione dei migranti, Simone Borile, gestore della Coop Eco Officina, poi diventata Edeco, sua moglie Sara Felpati e il terzo ex socio Gaetano Battocchio. L'ex viceprefetto vicario Aversa è stato anche assolto per non aver commesso il fatto del reato di rivelazione di segreti d'ufficio. Per alcuni dei capi di imputazione è intervenuta la prescrizione del reato. La vicenda era emersa nel 2015 sotto la lente dei magistrati, era finita l'assegnazione di un bando del marzo di quell'anno predisposto dalla prefettura padovana per fronteggiare l'emergenza migranti, un accordo quadro sottoscritto con la cooperativa sociale della Bassa Padovana che all'epoca si chiamava Eco Officina. L'accusa nei confronti dei funzionari pubblici era quella di non aver compiuto le necessarie verifiche nella gestione di 2 hub, quello della Prandina a Padova e quello di San Siro a Bagnoli. In sede di giudizio però si è tenuto conto della situazione straordinaria che si era venuta a creare in quel periodo. I controlli antidegrado intensificati in città dopo i fatti drammatici dell'ex Configliacchi, all'alba blitz della polizia sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia. L'accampamento abusivo realizzato con materassi, cartoni e coperte sporche era comparso settimane fa prima di Natale ed era diventato il rifugio di un gruppo di senza fissa dimora per ripararsi dal freddo. È scattato alle prime luci dell'alba il controllo straordinario della polizia insieme alle unità cinofile, alla polizia locale e ai tecnici di APS sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia lungo via Tre Venezie a Padova. La situazione era stata segnalata più volte dai residenti e l'avevamo mostrata anche noi nella mappa dei luoghi critici della città all'indomani della tragedia dell'ex Configliacchi, dove sono morti 3 giovani stranieri a causa delle esalazioni di monossido. Questa mattina, quando i poliziotti sono intervenuti, hanno trovato 4 persone che dormivano su giacigli di fortuna, nascosti da coperte e stracci sporchi. Si tratta di un 33enne moldavo irregolare, un 44enne del Mali con permesso di soggiorno per protezione internazionale scaduto e mai rinnovato, un 40enne romeno e un 48enne tunisino, anch'egli privo di documenti. I 4 a vario titolo hanno precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di immigrazione clandestina e false attestazioni della propria identità. Sono stati indirizzati ai vari alloggi previsti dal piano freddo attuato dai servizi sociali del comune. Per i 3 extracomunitari sono state avviate le procedure di allontanamento dal territorio nazionale. APS invece ha iniziato a sgomberare l'area dall'accampamento. E intanto ieri mattina la commemorazione da parte della giunta padovana proprio delle 3 vittime dell'ex Configliacchi. Penso sia doveroso dare un saluto finale perché oggi vengono rimpatriati i 3 ragazzi. Io mi sono scritto il nome dei 3 ragazzi, non lo ricorderò mai e probabilmente sbaglio anche la pronuncia. Veramente sono esattamente, pensate, 2 fratelli, Aycem, Najir e Nader. Icem, Maidi e Nader. È chiamandoli per nome che il sindaco di Padova ricorda e vuole dare dignità ai 3 giovanissimi stranieri morti la notte dell'Epifania nelle stanze fredde e sporche dell'ex Configliacchi a causa delle esalazioni di monossido sprigionate da un bracciere di fortuna. Nel giorno in cui le salme dei 3 ragazzi tornano in patria, la giunta comunale ha voluto organizzare una commemorazione a cui hanno partecipato anche alcuni residenti del quartiere Arcella. Una vicenda che ha colpito molto la città e il sindaco per il modo in cui i ragazzi sono morti soli e nel degrado più assoluto. Noi non abbiamo tagliato il bilancio sociale, anzi abbiamo investito di più e continuiamo a investire di più e speriamo che queste cose non capitino più. Noi dobbiamo impegnarci, voi dovete impegnarci segnalandoci eventuali perché bisogna fare di più. Grazie di essere tutti presenti, penso che sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale portare l'ultimo saluto. Giordani ha voluto parlare dei 3 ragazzi e non del luogo dove sono morti. Per quanto riguarda il futuro dell'ex Configliacchi, il sindaco ha già spiegato tempi e possibilità di recupero che coinvolgono non solo il comune ma anche la provincia e la regione. Nel frattempo, in questi giorni di freddo, l'assessorato al sociale ha aumentato i posti letto negli asili notturni per i senza tetto. Come comune siamo riusciti a trovarne degli altri implementando di oltre 16 posti la disponibilità ed è un numero che in termini assoluti sembra poco ma in termini percentuali per questo tipo di popolazioni è molto. C'è da chiedersi dopo quello che è successo se basti agire nella gestione di questo fenomeno e ci interroghiamo invece sulla prevenzione e quindi sui motivi per cui tante persone vivono per strada e sono costrette di fatto a scegliere la strada perché altre strade in questo paese non vengono rese possibili. Ma la questione per
per l'assessora Benciolini è ben più ampia e riguarda anche le politiche dell'accoglienza. Pongo l'accento sul tema delle politiche delle migrazioni e su che cosa vuol dire oggi prendere in mano seriamente questo tema che ci sta evidentemente toccando tutti e che nelle città poi trova degli esiti che spesso sono quelli della vita delle persone e a volte anche della morte delle persone. A Treviso invece, come ricorderete, come sapete, la vicenda dei senzatetto che dormivano in chiesa ospitati a Santa Maria del Sile da Don Giovanni Kirchner, il parroco di Santa Maria del Sile, si è risolta proprio in questi giorni con lo spostamento in una sala, nelle sale del seminario vescovile di Treviso. È stata questa soluzione trovata dalla diocesi. Allora, finita questa emergenza e finite anche le polemiche, Don Giovanni torna a parlare delle polemiche di queste settimane, ma non esclude che se dovesse esserci ancora bisogno della Chiesa potrebbe riaprire le porte ai senzatetto. Una sera appunto uno di loro mi si è avvicinato, mi ha preso in disparte e mi ha detto che aveva capito che c'erano dei problemi. Mi fa: guarda che se tu hai dei problemi per noi, dice, io parlo per me, ma se tu hai dei problemi per noi io esco fuori subito. Allora io mi sono un po' commosso, l'ho mandato da un'altra volontaria per fargli spiegare che invece noi eravamo contenti che ci fosse, che non si preoccupasse. Ecco. Perché lei non riusciva a parlargli? Io non riuscivo a parlare. Si emoziona ancora Don Giovanni Kirchner ricordando questo episodio, uno dei tanti vissuti durante i giorni d'accoglienza di alcuni senzatetto in chiesa accanto all'altare. Giorni contraddistinti da una gara di solidarietà tra chi ogni notte dormiva con gli ospiti, chi tutte le mattine portava la colazione e chi invece si presentava con cibo o indumenti o semplicemente per esprimere il proprio appoggio al parroco. Ma sono stati anche giorni di polemiche sfociati con la proposta di una petizione da parte di alcuni residenti per allontanare da Santa Maria del Sile Don Giovanni. Noi siamo anche disposti chiaramente a incontrare e a parlare con tutti. Purtroppo non abbiamo avuto questa possibilità con loro, quindi non sappiamo neanche bene dare una dimensione a questa protesta. Una vicenda chiusasi qualche giorno fa con il trasferimento degli ospiti che secondo Don Giovanni non ha incrinato i rapporti di collaborazione con Cassugana. C'era un accordo prima e questo accordo rimane e ci sarà da qua in avanti. Ecco. Dopo, se vogliamo dire che possiamo fare meglio, certo, questo gesto non era contro qualcuno, ma era cercare una soluzione. Ma l'impegno del parroco di Santa Maria del Sile prosegue, aiutando alcune di queste persone a ricostruirsi una vita. Se però poi chiediamo a Don Giovanni se sarebbe pronto a riaprire le porte della sua chiesa, in questo momento non saprei dirlo sinceramente. Il nostro impegno principale non è quello nell'ospitare fisicamente le persone, ma è quello di lavorare come comunità perché queste persone non abbiano più bisogno di essere ospitate da qualche parte. Però non lo esclude. Non lo escludo perché questa è la vita, insomma. Stiamo lavorando per incrementare ulteriormente la disponibilità di spazi, ma è importante continuare a dialogare con tutte le realtà coinvolte perché non si facciano scatti in avanti, evidenzia il sindaco Conte. Un piccolo invito che faccio a Don Giovanni è quello di condividere con questa rete quelle che sono delle iniziative per evitare di creare malintesi, incomprensioni o tensioni nella comunità. Di nuovo la cronaca, truffe nel mirino gli anziani, i carabinieri scoprono i raggiri ad Abano Terme. Il primo colpo era andato a segno, ma i due truffatori arrivati in treno da Napoli e scesi alla stazione di Terme Oganee in poche ore ci avevano provato ancora altre 8 volte tra Monselice, Galzignano Terme e Montegrotto. Nella loro trappola era finita un'anziana di 94 anni di Monselice. Al telefono il suo interlocutore, un forte accento campano, si era presentato come il maresciallo della stazione dei Carabinieri. Signora, sua figlia ha avuto un incidente in caserma, servono 3.000 euro per la cauzione, mando
un avvocato a prenderli. È un copione consolidato quello usato. La signora è match caduta e all'avvocato, che si è presentato a stretto giro, ha consegnato 2.750 euro in contanti e anche la fede nuziale. Solo dopo che la donna ha chiamato la figlia, quest'ultima ha capito la truffa e subito ha avvisato i carabinieri. Immediata l'attivazione dei militari della compagnia di Abano Terme, che dall'arrivo di 8 telefonate in rapida successione da parte di anziani che segnalavano tentativi di truffa con la scusa del finto incidente, hanno capito che i due si erano spostati a Montegrotto, dove sono stati individuati nei bagni della stazione ferroviaria. Si aggiravano lì con fare sospetto e che ormai erano quasi in procinto di imbarcarsi sul treno per rientrare a Napoli, la loro città d'origine. I carabinieri hanno arrestato 2 giovani, un 19enne privo di precedenti e il complice di 27 anni, con in mano biglietti giornalieri di andata e ritorno da Napoli. Negli slip il 27enne aveva nascosto i 2.700 euro, il 19enne indossava la fede dell'anziana. Dai carabinieri una raccomandazione. Quando dovesse capitare di ricevere una chiamata di questo tipo da parte di fantomatici o sedicenti carabinieri, poliziotti, finanzieri, bisogna piuttosto riattaccare e chiamare il 112 e accertarsi al massimo se effettivamente i carabinieri hanno cercato quella persona. Non ci sono casi in cui i carabinieri o le altre forze di polizia chiedono soldi ai cittadini, quindi mai, già questo deve essere un campanello d'allarme. Lo dicono sempre le forze dell'ordine, repetita iuvant, evidentemente se tante vittime, soprattutto anziane, ci cascano ancora, ci casca anche chi viene solleticato perché lo scenario è quello di guadagnare tanti soldi con i bitcoin. In questo caso i clienti erano tedeschi, il truffatore un 26enne albanese, ma si trovava a Crocetta, si era rifugiato a Crocetta, è stato trovato e arrestato. Ricercato per aver truffato a decine di clienti tedeschi che avevano investito in criptovalute 1.279.000 euro, un 26enne albanese ha lasciato Tirana per l'Italia rifugiandosi a Crocetta del Montello, dove ha trovato una compagna e un lavoro. Ma su di lui pendeva un mandato di arresto europeo che gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nelle scorse ore, conducendo il giovane in carcere a Treviso, dove si trova ora a disposizione dei giudici della Corte d'Appello di Venezia per l'estradizione in Germania. I fatti contestati sono avvenuti tra il 2019 e il 2021 nella capitale albanese, dove il 26enne lavorava per una società di cyber trading. Truffa aggravata la contestazione che secondo la legge tedesca potrebbe costargli una condanna fino a 15 anni di reclusione. Parliamo adesso di Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ieri abbiamo raccontato nel servizio di Tiziana Bolognani della scadenza del bando e dell'unica offerta, ma appunto l'offerta della Pizzarotti di Parma, colosso appunto delle costruzioni per la nuova pista, la pista soft, e quindi insomma l'ultima chance, la corsa contro il tempo. C'è però una potenziale appunto macigno anche su questa ultima corsa contro il tempo, ed è la lettera di risposta che il CIO ha inviato al Comitato Civico di Cortina. Il CIO conferma che la costruzione o ricostruzione di una nuova infrastruttura, attenzione, non è essenziale per le competizioni di bob, slittino e skeleton nelle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il numero di piste esistenti al mondo è già sufficiente, dice il CIO, cioè il Comitato Olimpico Internazionale. Solo piste già funzionanti possono garantire sicurezza di struttura ai atleti. La potenziale costruzione di una pista da bob legata a investimento pubblico resta al di fuori delle competenze del comitato organizzatore Milano Cortina. Questo è il CIO, la posizione del CIO è nota. Come riusciranno poi a essere compatibili queste due cose lo vedremo, ma è certamente una parola importante quella del CIO, che dice bastano le strutture esistenti, si vada all'estero. Questa invece è una posizione che ovviamente non vuole il Veneto e non vuole Cortina e non vuole nemmeno Zaia. E a proposito di Zaia, torniamo a parlare di fine vita. C'è un'altra notizia di queste ore che leggiamo dall'ANSA, perché Luana Zanella, capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, dice: ho ripresentato alla Camera la proposta di legge nata dalla raccolta di firme dell'associazione Luca Coscioni, bocciata dal Consiglio regionale del Veneto. Lo annuncia appunto Luana Zanella, che spiega: l'iniziativa legislativa del Veneto si proponeva di definire tempi e procedure per l'assistenza sanitaria che va assicurata alle persone che possono accedere alla morte medicalmente assistita.
secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Di questa norma c'è un disperato bisogno, dice Zanella, l'area liberal della destra in Parlamento, se davvero esiste, batta un colpo. Insomma, è quello che chiedevano anche gli oppositori alla legge che poi non è passata in Consiglio, cioè deve esserci una norma nazionale. Bene, Luana Zanella la ripropone alla Camera, proprio la proposta di legge nata dal Veneto, dalla raccolta di firme in Veneto, e che Zanella chiama proposta Zaia. E allora nel servizio di Linea Parlamento di ieri vediamo invece un po' di entrare nell'ambito politico dopo quella bocciatura e quelle tensioni nel centrodestra, ma non solo. La valutazione sulle tempistiche è una valutazione concreta che si può fare se si tratta di uniformare, però penso che in assenza di una legge termini perentori tu non li puoi dare. Puoi dare indicazioni, ma non è che tu puoi dire da oggi si istituisce che. Va fatta una valutazione sull'ipotesi di aggirare la bocciatura della legge sul fine vita approvando una delibera di giunta o emanando una circolare che detti i tempi di risposta delle ULSS. Commenta così il presidente del Veneto Luca Zaia la proposta lanciata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, spunto fatto proprio dalla consigliera regionale del Veneto che vogliamo Elena Ostanel, che ha presentato immediatamente un'interrogazione urgente. Non è un caso che si siano affrontati questi temi con le leggi. Devo anche dire una cosa, che vedendo il consuntivo delle famose 7 pratiche, 7 sono, no? 6 pratiche del Veneto, ricordo delle quali 4 rigettate, alla luce di queste pratiche che abbiamo avuto modo di vedere al consuntivo, sono tutte pratiche che hanno avuto tempi di risposta celere. Resta il dato politico, con una Lega che si è spaccata e il segretario federale Matteo Salvini che ha dichiarato che lui in aula avrebbe votato no alla legge. Penso che è la prova provata che c'è la libertà di pensiero, tant'è vero che lo stesso gruppo nostro, per il quale io voglio ricordare, non ho mai voluto fare la conta. E se da un lato Salvini ha detto che lui avrebbe votato no, dall'altro c'è il segretario della Lega regionale Stefani che ha detto che avrebbe votato sì, ma non ci vedo contrapposizioni, ci vedo diversità di visioni. Il vice segretario regionale Riccardo Barbisan legge in positivo questa pluralità di anime. Credo che la Lega abbia dato il miglior esempio in Consiglio regionale, proprio perché tutto quello che oggi si dice dei frazionamenti, chi sì, chi no, chi si è astenuto, eccetera, la Lega ha fatto presente che nel suo gruppo consigliare erano possibili tutti gli atteggiamenti. Quindi sinceramente io non mi metto tra coloro che fanno la caccia alle streghe tra chi ha votato sì e chi ha votato no. Ma per Giuseppe Paolin, segretario organizzativo del partito, andare in ordine sparso non ha giovato a nessuno. La questione secondo me doveva essere affrontata dalle segreterie sia regionale ma anche nazionale, non si può essere, il problema va valutato e va dato una linea. Probabilmente uno degli errori è stato non affrontarlo prima questo. Dalla resa dei conti in Lega a quella nel Partito Democratico, nelle prossime ore i consiglieri regionali Dem si riuniranno alla presenza del segretario Andrea Martella per un confronto che si preannuncia duro dopo la scelta di Anna Maria Bigon di astenersi sul fine vita senza lasciare l'aula e facendo di fatto bocciare la legge, con il vice capogruppo Jonathan Montanariello che si è dimesso in aperta polemica con la decisione di lasciare libertà di voto nel partito su un tema cardine del centro-sinistra. Ma proprio ieri Fratelli d'Italia ha voluto in qualche modo rimarcare la distanza con la Lega sul tema. Fratelli d'Italia è sempre stata contraria alla proposta di legge regionale sul fine vita e oggi, dopo la votazione caos che ha spaccato la Lega, ma anche il Partito Democratico, marca le distanze. I consiglieri di Fratelli d'Italia affermano di lasciare agli altri le polemiche interne e vanno oltre. Assistenza ai malati terminali, sostegno alle cure palliative e gestione del fine vita lasciato esclusivamente a Parlamento e Stato. Il PD stesso comunque se era compatto poteva far passare questa legge, ma giustamente una consigliera non se l'è sentita. Non farei un discorso politico, ma farei un discorso più che altro personale. Ognuno ha votato secondo propria coscienza. Noi riteniamo in questo momento un progetto di legge a rischio costituzionale e pertanto abbiamo detto fin dall'inizio il no, chiedendo anche naturalmente dei pareri. È stata fatta una forzatura portandolo in aula e l'aula
devo dire anche in maniera molto attenta e di alto livello, dopo una grande discussione ha preso una decisione. Non mi interessa entrare nel merito della spaccatura all'interno della Lega, tra la Lega Zaiana e la Lega Salviniana, piuttosto che all'interno del Partito Democratico tra Dem e progressisti. Magari Fratelli d'Italia lo ha fatto nel suo percorso, ha una posizione netta su questo tema e quindi è riuscita ad arrivare compatta. Fratelli d'Italia ricorda che aveva avanzato dubbi sulla proposta fin dall'inizio. La priorità è quella di accompagnare malati e famiglie alla fine della vita. Avevamo delle perplessità che sono state poi evidentemente anche patrimonio di altri colleghi, e nel contenuto per ribadire che per noi la vita è sacra, che abbiamo come dovere quello di lavorare per accompagnare anche le persone più fragili, i nostri malati, le famiglie. E 2 giorni dopo la votazione, impossibile pensare che non sia una dimostrazione di forza, ecco buona parte dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia in prima fila per un breve convegno sul fine vita organizzato a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Non si è trattata di una spaccatura del centrodestra, in effetti Fratelli d'Italia aveva dichiarato da subito che avrebbe votato contro questa legge. Forza Italia nella sua dichiarazione di voto compatta contro la legge, e il capogruppo della Lega Pan che ha dichiarato e votato contro. Poi c'è stata una libertà di coscienza sui temi etici, si usa così ed è giusto anche che sia così. Prima di andare in pubblicità, siamo qua, dice, per rilanciare alcune proposte di legge come quella per assicurare un fine vita dignitoso. È una parte del programma del PD della mia mozione, lo dice Elly Schlein. Oggi, quindi l'effetto del caso Veneto su Roma, quindi con la volontà di riportare in Parlamento il tema del fine vita, con Schlein che dice anche la consigliera che non ha votato del PD, insomma è una ferita per il nostro partito. Chissà se questo avrà un peso anche nelle decisioni sui provvedimenti per quanto riguarda Anna Maria Bigonna. Adesso pubblicità e poi è il momento di parlare di sostenibilità e ambiente con Andrea Ferrazzi e un ospite molto importante. Rieccoci in diretta, venerdì, dunque torniamo a parlare di sostenibilità con Andrea Ferrazzi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di sostenibilità parlando anche della transizione ecologica, soprattutto con il motore, che può essere un motore per l'occupazione. È uno dei temi che affronteremo oggi e lo faremo con un ospite molto gradito e molto importante. Confermatemi che ce l'abbiamo in Skype, non c'è ancora. Dovremo avere fra pochissimo Francesco Rutelli. Allora, quando ce l'abbiamo lo presentiamo meglio. Insomma, ha un passato importante Rutelli, il verde, l'ambiente è nel suo DNA politico, e ci parlerà un po' del suo ultimo libro che si chiama Il secolo verde. Nel frattempo restiamo agganciati all'attualità con il pontefice che oggi, ricevendo una rappresentanza della popolazione colpita dalla tragedia del Vajont in udienza, è tornato a parlare di ambiente. Sono uno dei temi cardini anche del suo pontificato, e ha detto: l'acqua è utile, umile, eppure è diventata tremenda o distruttiva nel caso del Vajont, oppure inaccessibile per tanti che oggi nel mondo soffrono la sete e non hanno acqua potabile. Basta devastare l'ambiente con logiche mortifere di profitto. Insomma, è un pontefice molto vicino a questo tema. È un pontefice sul pezzo. Ricordiamo che nel 2015 ha scritto un'enciclica dedicata interamente all'ambiente, Laudato Si'. Un'enciclica che è diventata un elemento fondamentale del dibattito culturale, politico e istituzionale a livello mondiale. E poi pochi mesi fa ha scritto l'esortazione apostolica Laudate Deum, che abbiamo anche discusso qui col priore della comunità monastica di Marango. Cioè un pontefice che continuamente pone nel dibattito pubblico la questione di oggi. E qual è la questione di oggi più drammaticamente presente? Esattamente quella della transizione ambientale, del cambiamento climatico, perché vede, l'acqua, per stare anche nella notizia che lei adesso ha letto, è l'oro di oggi, sarà sempre di più l'oro di domani, e il nostro pianeta è coperto per il 70% d'acqua, ma di cui tutta quest'acqua che abbiamo nel mondo, nel nostro pianeta, nel nostro globo terrestre, solo il 3% è dolce. E di questo 3% solamente l'1% è potabile. Ebbene, come la stiamo usando quest'acqua?
Quante popolazioni a livello mondiale soffrono della scarsità d'acqua? La siccità oggi in Africa è già il primo motore, il primo motivo dell'esodo, delle migrazioni, di tutti questi spostamenti epocali che dai paesi del sud del Sahel, del sud del Sahara si spostano verso nord per poi passare appunto a cercare quelle drammatiche attraversate nel Mediterraneo per cercare di venire a sopravvivere appunto nel nostro continente. L'acqua è anche, l'abbiamo già detto in altre occasioni, l'elemento di scontro anche tra le varie categorie economiche, produttive, i vari processi industriali del nostro paese. Quanto abbiamo visto anche nelle scorse estate il conflitto tra il Trentino e il Veneto, tra chi ha le dighe, chi ha l'acqua, chi ha almeno ancora qualche ghiacciaio, pochissimi, e chi ha bisogno dell'acqua per i processi industriali o per l'agricoltura. Quindi quando parliamo di queste cose, quando il Papa mette in evidenza queste cose, mette in evidenza certamente la dignità umana e l'equilibrio degli ecosistemi, ma mette anche in evidenza il fatto che lo sviluppo economico non potrà mai esserci se questi elementi non vengono presi in seria considerazione. Cioè chi fa male all'ambiente fa male anche all'economia, questa è la verità. E allora ci siamo proprio, allora è uno dei temi con cui parleremo, dei quali parleremo con Rutelli, perché ne parla proprio in svariati punti del libro Il secolo verde. Intanto vediamo il libro edito da Solferino, poi cercheremo di capire anche perché si chiama secolo verde. C'è una data di inizio di questo secolo che è il 1970. Scrive Rutelli: dobbiamo porci un grande obiettivo, approfittare della necessità di una rivoluzione green per realizzare la più ambiziosa e articolata politica occupazionale dell'età contemporanea, approdando alla creazione di nuovi e buoni posti di lavoro green, verdi, perché questa poi l'altra notizia fondamentale, lo dicevamo, non è solo la salvaguardia della nostra vita, è la salvaguardia anche di un'economia, perché la transizione ecologica può portare davvero a un importante aumento di posti di lavoro, buoni posti di lavoro. Ma questo è un dato ormai chiaro, acclarato. Vede, se lei va a studiare l'andamento dello sviluppo dell'economia, della crescita o della decrescita, della ricchezza o dell'impoverimento dei continenti, vedrà che negli ultimi 20-30 anni l'Europa ha perso moltissime posizioni. Le hanno perse anche gli Stati Uniti, è vero, ma in maniera minore rispetto a noi. E allora il tema che noi abbiamo dinanzi è quello di evitare questo arretramento nel tempo, che poi può portare appunto e porterà a impoverimento, a perdita di posti di lavoro, a decrescita della competitività anche dal punto di vista economico sugli scenari internazionali. E allora quando noi parliamo di transizione ecologica parliamo esattamente di questo. Vede, è noto che l'Unione Europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto a Mario Draghi di predisporre uno studio che consente di capire quali sono gli elementi della competitività dell'Unione Europea nei prossimi 5 anni. Ebbene, in questo studio, che adesso Draghi sta un po' delineando, sono già emersi però gli elementi fondamentali e questi 3 elementi fondamentali, i 3 pilastri dello sviluppo dell'economia e quindi dei posti di lavoro, della ricchezza del nostro territorio, saranno l'uno, la rivoluzione ecologica, come fonte di reddito, di crescita, di competitività, poi la rivoluzione digitale e poi la necessità della capacità, della competenza, perché c'è bisogno di competenza, c'è bisogno di tecnologia, c'è bisogno di conoscenza, c'è bisogno di reti di significato, di reti di persone che hanno la capacità di quelle rivoluzioni scientifiche, che poi diventano rivoluzioni anche tecnologiche, che consentono quella competitività che è assolutamente necessaria. Ecco, allora queste brevi pennellate stanno a spiegare che il tema non è un volgersi al passato nostalgico sull'ambiente che era. Certamente c'è anche la difesa degli ecosistemi, della biodiversità. Lei sa che io sono stato uno degli autori della riforma della Costituzione in questa direzione, ma si tratta anche di capire che o l'Europa investe con convinzione nel campo della transizione ecologica, oppure perderemo competitività. E abbiamo detto anche in altre occasioni, anche all'interno di questo studio, nella duplice dimensione, nelle transizioni gemelle, no? Cioè la transizione ecologica e la transizione digitale, i 2 volani, perché vede, molti dicono che la Cina sta investendo ancora nel carbone, nel petrolio, vero, però la Cina ha investito, anticipando i nostri tempi, anche per esempio sul solare, sul fotovoltaico, sulle batterie.
E noi diciamo i primi produttori al mondo di gas sono gli Stati Uniti, sì, vero, ma gli Stati Uniti con importanti interventi legislativi hanno appena immesso nel sistema nazionale svariati miliardi di dollari per quella transizione ecologica talmente potente da essere l'elemento di richiamo anche per imprese europee, perché c'è tutto un sistema di credito d'imposta, di interventi diretti, di sostegno alla commercializzazione di quei prodotti. La BMW sta investendo lì, altre importanti imprese, la stessa Enel sta investendo lì. Quindi l'Europa deve darsi una svegliata, questa è la verità, e deve capire che l'elemento di crescita per se stessa passa anche attraverso una transizione ecologica come fonte di ricchezza e come vera politica industriale. Ecco, allora da qui passiamo proprio, colgo la palla al balzo e saluto, ringrazio per essere con noi, è un vero piacere avere con noi in diretta Francesco Rutelli. Buongiorno. Buongiorno a voi, sono in una condizione semi di trasferimento all'aria aperta, non so come sia questa inquadratura, come sia l'audio. No, va bene così, un po' in mezzo alla natura va benissimo. Non è come quando Ferrazzi va in giro in motocicletta, è meno avventuroso però. È un po' più tranquillo, diciamo, un po' più sedentario. Allora la prossima volta facciamo un collegamento in moto con lei. No, ma sono appena sceso da un satellite, quindi non vi dovete... Fantastico. Sì, attraverso un drone. Molto bene. Allora, noi stiamo... No, ma scusa Francesco, facci capire da dove arrivi, da Marte? Dove hanno trovato l'acqua, peraltro? Sta piovendo, mi sono dovuto riparare. Senti, no, va benissimo, ho ascoltato le tue considerazioni e al di là di questa, di questa modalità di collegamento non ortodossa, no, sottolineo davvero l'importanza di quello che tu stavi ora richiamando. Ci troviamo nel mezzo di una tempesta geopolitica, ci troviamo di fronte ad una competizione a due, Cina-Stati Uniti, e l'Europa è veramente ferma in un modo drammatico, non rendendosi conto che ci si sta spostando per quanto riguarda gli incentivi green, per quanto riguarda la vita comune delle persone e il contrasto ai cambiamenti climatici, in realtà su una direttrice che è competitiva e che lascia l'Europa indifesa di fronte a questa sfida che hai descritto. Come sappiamo, parliamo di auto elettriche, bene, l'80% dei pannelli solari sono stati realizzati e si realizzano in Cina, ma le auto elettriche hanno bisogno di batterie, hanno bisogno di minerali critici che per l'80% sono raffinati in Cina, le batterie sono costruite largamente in Cina, le automobili, vediamo la dinamica del mercato, sono largamente, prevalentemente in misure minori costruite in Cina, ma anche la prima fabbrica di Tesla si trova a Shanghai e questo pochissimi lo sanno, anche quando ascoltiamo alcune prediche che fa Musk, poi i termini pragmatici sono questi. L'Europa deve centrare gli obiettivi sulla filiera dell'auto elettrica e non può farlo prescindendo dalla Cina, e sono gli accordi che ha avviato anche Stellantis di recente e i maggiori soggetti che vogliono costruire delle gigafactory, ovvero delle grandi fabbriche di batterie. Senza le batterie e senza il grid, senza la rete di connessione, tutto ciò di cui stiamo parlando per la rivoluzione green, oltre che digitale, non esisterebbe. Quindi l'Europa cosa fa? Mette solo dei limiti? Non è possibile, si dà dei target sfidanti, è fondamentale, ma questi target hanno anche dei contenuti industriali originali per quanto ci riguarda e garantiscono la creazione di posti di lavoro, di buoni posti di lavoro, oppure avremo anche del capitolo della transizione green una declinazione politica per cui vinceranno le forze scettiche o contrarie anziché quelle che ne fanno una leva di cambiamento e di miglioramento della vita oltre che di contrasto della crisi climatica. Rutelli, l'esito della COP28 di Dubai come la giudica? Cioè, è stato fissato un paletto importante, le polemiche non sono mancate, come la giudica? Che i risultati sono modesti, ma come sappiamo questo è un processo, si chiama 28 perché è la 28esima.
la 29esima sarà in Kazakistan. Il processo continua durante tutto l'anno, ma il punto di fondo critico qual è? Che ci sono quasi 200 paesi che devono deliberare all'unanimità. Basta che si alza uno, non citiamo un piccolo paese del mondo, e la delibera non si può fare. Quindi il compromesso è un compromesso complicato. La novità importante di Dubai è che sono stati messi all'orizzonte quello che si chiama il phasing out dei combustibili fossili, ma in termini puramente descrittivi. Non ci sono politiche conseguenti rispetto a questo tipo di scelta. Quindi tiene alta l'attenzione, ma c'è anche il rischio che l'attenzione accompagni uno scoraggiamento, cioè il senso che, avendo vissuto contemporaneamente in questo 23 che è terminato la COP28 e l'anno più caldo della storia dell'umanità mai registrato, con le conseguenze che vediamo, il sentimento è che poi le misure e gli accordi che si prendono universalmente sono inadeguati. La mia personale opinione è che converrebbe fare delle politiche più specifiche, più incisive, ad esempio phasing out il metano per eliminare le fughe enormi che ci sono e sono fattibili nella filiera oil and gas, ancor più che nell'agricoltura, su cui la transizione sarà più lunga, cioè puntare su degli obiettivi che la gente vede e che permettano ora di abbattere, anche con la collaborazione tra scienza e natura, le emissioni. Grazie. Sì, vede, quello che diceva adesso Rutelli mette in luce la difficoltà delle scelte a livello internazionale, no? C'è chi parla ormai di un mondo che è, come dire, apolare, che manca del tutto il luogo della decisione. Un mondo che rischiamo di consegnare al caos, questa è la verità, perché le COP28, io ho rappresentato il Parlamento alla COP26 di Glasgow, sono dei grandi, diciamo, dell'assemblea del condominio, e anzi peggio dal punto di vista decisionale, perché nell'assemblea del condominio, quando raggiungi una certa percentuale, diciamo, delle superfici, poi almeno per alcuni tipi di interventi anche gli altri devono adeguarsi. No, lì no, lì bisogna avere un accordo trasversale, un accordo di tutti. Ed è evidente che questo determina uno sfasamento ormai drammaticamente evidente tra il livello della decisione politica istituzionale e tra le evidenze scientifiche. Il fatto che ci sia stato bisogno di 28 COP per inserire nel documento finale anche solo il termine dei combustibili fossili la racconta lunga, perché che siano essi questi gli elementi di maggiore drammaticità, di impatto sul cambiamento climatico, lo sappiamo, diciamo, da qualche decennio, ma solamente adesso siamo riusciti a inserirlo. Bene, è un fatto positivo, certo è un fatto positivo, ma racconta, ripeto, la distanza. Tra l'altro dal punto di vista tecnico si è parlato di transition away, cioè neanche di phasing out, neanche di taglio, di eliminazione, di un processo che attorno al 2050 dovrebbe prevedere l'eliminazione di questi combustibili. Non c'è dubbio, ce lo dobbiamo dire, che c'è anche una lobby dietro queste scelte, perché la lobby del petrolio è una lobby che ha guidato dei combustibili fossili tutto il Novecento. All'inizio le prime auto del Novecento ce n'erano anche elettriche che funzionavano benissimo. Dopodiché le scelte politiche, guidate anche di interessi molto particolari, hanno orientato in quella direzione. Benissimo, non ci scandalizziamo, dobbiamo rendercene conto, dovremmo capire però che a livello complessivo c'è bisogno di fare di questo salto di qualità, perché vede, c'è chi dice quanto costa la transizione ecologica, è vero, è un dato vero, tant'è vero che anche all'interno delle normative europee, pur insufficienti dal punto di vista della capacità politica più che delle normative, su questo sono d'accordo con Rutelli, c'è chi dice appunto in questa fase di transizione noi dobbiamo accelerare, no? Per riuscire ad abbattere le emissioni, però questo lo dobbiamo fare davvero con convinzione, dobbiamo avere soprattutto la capacità politica di trasformare questi che sono grandi obiettivi in realizzazioni concrete. Rutelli, se le COP che abbiamo raccontato, appunto 28, sono davvero, come dice Ferrazzi, usando una immagine anche molto concreta, delle grandi riunioni di condominio, come si arriva a quella rivoluzione dei buoni posti di lavoro che lei diceva prima? Perché se non c'è la decisione politica, le aziende che sono spesso più avanti della politica possono fare ben poco.
Ci si arriva secondo me con il consenso, questo è un compito della politica naturalmente, delle aziende, è un compito della tecnologia, dei ricercatori. Noi abbiamo dei grandissimi leader in Italia che hanno partecipato alla vittoria del premio Nobel con l'IPCC, che è il gruppo degli scienziati che lavora sul cambiamento climatico con le Nazioni Unite. Abbiamo dei tecnici di primissimo ordine, abbiamo però la necessità che queste analisi, che sono oggi indiscutibili, diventino appetibili per il popolo. Cioè che il cittadino sappia, in tutti i paesi dove la transizione è così importante, che c'è bisogno di agire subito e che ci sono dei benefici nell'agire subito. Non è soltanto un dito alzato che ammonisce e dice guai, guai, ci stiamo rovinando, ci avviamo tutti verso la catastrofe, perché il cittadino si sente disarmato di fronte a queste prospettive. Allora purtroppo bisogna dire intanto la verità. L'IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, prima della conferenza di Dubai ha detto, e sfido voi che siete in studio se per caso lo sapete, quanta energia solare si produce nel continente africano. L'intero continente africano, di cui tutti parliamo, con la possibilità di installare giganteschi campi fotovoltaici, addirittura alimentare le forniture di idrogeno per l'Europa. Bene, quanta energia elettrica si produce attraverso il solare in Africa? Domanda, risposta, la metà dell'Olanda. Cosa significa questo? Significa che se a Nairobi, dove ci sono politiche importanti per la transizione energetica, c'è un blackout e la popolazione dice ma come facciamo qui? Aprite una centrale a carbone, come succede in Sudafrica, come succede in Indonesia, come succede in Cina, in India e in altri paesi del mondo dove c'è un blackout e la richiesta di connessioni, la richiesta di accesso all'elettricità anche per avere i condizionatori in funzione con la temperatura che aumenta. Quindi dobbiamo conoscere la problematicità enorme di questi argomenti, ma non farcene sopraffare, ovvero quanti posti di lavoro si creano con la filiera green? Quante industrie si radicano nel nostro paese? Perché l'Italia, che ha inventato i condizionatori, non cito le aziende che hanno fatto la fortuna, gli interi territori italiani, condizionatori d'aria, oggi non sviluppa delle filiere industriali per le pompe di calore, per gli elettrolizzatori, per i condizionatori domestici e negli uffici e negli spazi pubblici di nuova generazione, in grado di non consumare energia, ma semmai di utilizzarne la provenienza sostenibile e contemporaneamente migliorare le condizioni di vita delle persone. Quanti buoni posti di lavoro? Se la filiera automobilistica viene meno, come sta accadendo nel nostro paese, con cosa sostituiamo tutte quelle aziende che hanno fornito alle aziende tedesche in particolare e a quelle italiane certo ed europee tutte le componenti che hanno fatto una grande forza di questo settore industriale? Allora secondo me la politica, il consenso locale, assieme alla divulgazione, le cose che fate voi, che dite voi, la scienza, la informazione, la partecipazione dei cittadini, secondo me dovrebbero orientarsi su queste battaglie. Noi identifichiamo dei settori produttivi utili, necessari, anzi indispensabili in questo processo, mostrandone alle persone, al popolo, ai giovani, alle famiglie che sono preoccupati dell'avvenire anche in termini di occupazione, di lavoro, quanti buoni posti di lavoro da questa prospettiva derivano. Secondo me l'unico modo che parliamo dell'Africa, che parliamo delle grandi nazioni asiatiche in crescita, che parliamo della popolazione che, come sapete, nel 2008, quella delle città, ha superato il 50% della popolazione mondiale, sta galoppando verso il 70% nei decenni a venire. Bene, dobbiamo spiegare agli italiani intanto, perché qui siamo, concretamente quali sono le filiere industriali, gli incentivi che si danno, non francamente alla maniera di un 110 che si è divorato decine e decine e decine di miliardi di euro, non sempre per scelte utili in questo contesto, ma diciamo
Io penso ad esempio che l'Europa dovrebbe creare un fondo sovrano, come è avvenuto per altri settori fondamentali, e attirare industrie in Europa, dunque in Italia, e non soltanto in questo dualismo sino-americano, dove si stanno spostando grandi aziende, gigafactory, aziende che producono tutte le infrastrutture indispensabili per questa doppia transizione. Le vogliamo in Europa, le vogliamo in Italia, mettiamo lì gli incentivi, diciamo quanti posti di lavoro possono derivarne. Quindi insomma il cambio di prospettiva non è l'azienda, l'industria non è il nemico, ma è lo strumento della transizione. È questo che la gente deve arrivare a capire. No, l'industria è un alleato della transizione, ma se andiamo a vedere già gli indicatori di profittabilità delle aziende che hanno investito nel green da tempo sono quelle che hanno più utili, quelle che hanno più sviluppo, quelle che hanno più crescita. La transizione ecologica, lo dicevo prima, è una politica industriale, non è una politica di deindustrializzazione. Certo, è anche una politica della trasformazione del panorama industriale, ma quello c'è sempre stato. Però vede, questo ci sarà comunque. Il tema che dobbiamo affrontare è: vogliamo subire questa trasformazione perdendo competitività, trasformando l'Europa oltre che da nano politico anche a nano economico, o vogliamo guidare un processo di crescita anche portando ai nostri cittadini la ricchezza che questo comporta? Questa è la sfida che abbiamo in campo, e noi dobbiamo essere alleati della ricerca, delle tecnologie, dell'industria sostenibile, che fa della sostenibilità uno degli elementi centrali anche per la propria profittabilità. Dopodiché, vede, su quello che diceva Rutelli adesso, Alexander Langer già qualche decennio fa diceva: la transizione ecologica sarà possibile nel nostro paese nel momento in cui sarà socialmente desiderabile. Ed è esattamente su questo che noi dobbiamo puntare. Ci sono, guardi, tutte le ragioni anche economiche, di posti di lavoro per sostenere questa idea. Rutelli, quindi il cambio di prospettiva è questo anche culturale, lo diceva lei. Quando faceva riferimento al ditino alzato, io intravedo anche un riferimento, l'ho letto anche un po' sui giornali in questi giorni, ne fa riferimento peraltro anche nel suo libro, quando parla della zuppa su Van Gogh, a Ultima Generazione. Allora, quel modo di protestare, secondo lei, è qualcosa che diciamo va in eccesso e non è in questo percorso di cui abbiamo parlato? Guardi, ci vuole un'alleanza con il popolo per ottenere il consenso necessario a questa transizione. Io sono andato per una pratica in un ospedale nel quale una dottoressa, un medico, mi ha detto: pensi, sono stata aggredita da una persona, dove venire a fare la terapia per il cancro, che è rimasta bloccata da un ingorgo provocato da questi che hanno fermato il traffico per protestare contro il disastro climatico. Ecco, è un esempio di come le cose non si debbano fare, sinceramente, perché se ci vuole un'alleanza, e ci vuole un'alleanza con le persone, bisogna convincerle, mobilitarle, organizzarle sulla base di buoni argomenti e non di un atteggiamento, appunto, voi non avete capito nulla, ci pensiamo, magari danneggiando un'opera d'arte o bloccando il traffico per coloro che debbono andare a lavorare, ci pensiamo noi a spiegarvelo. È un atteggiamento, diciamo, calato dall'alto, che assomiglia a quelle che un grande presidente italiano Einaudi chiamava le prediche inutili, in questo caso anche controproducenti. Ci vuole mobilitazione, coinvolgimento e soluzioni che la gente veda e capisca essere convincenti. Allora, le soluzioni ci sono, come diceva Ferrazzi, applicazioni tecnologiche che possono funzionare, ci sono nuovi comparti produttivi che possono nascere, ci sono miglioramenti nella vita delle persone che sono a portata di mano, e su questi bisogna lavorare, perché la transizione è una transizione. Ho citato i dati sul solare in Africa. Pensate che significa un'Italia che investe e collabora con paesi dei quali si parla solo per i flussi migratori, per realizzare dei grandi impianti di fotovoltaico che permettano di raccogliere energia green, che possa anch'essa alimentare la transizione. Abbiamo citato prima il tema dell'idrogeno, possiamo affrontare tutti gli aspetti delle transizioni energetiche. Allora, mettiamola in positivo piuttosto che con atteggiamenti che allontanano le persone comuni,
dal sentimento dell'importanza straordinaria, meravigliosa delle battaglie green. Vede, una delle mie soddisfazioni piccole, se vuole, che mi mandano in continuazione notizie su una legge che io feci approvare quando ero in Parlamento, per cui si pianta un albero per ogni bambino che nasce o che venga anche adottato. Ci sono tanti comuni d'Italia che applicano questa legge Rutelli del lontanissimo 1992, che ha permesso di mettere a dimora milioni di alberi in Italia. Molti di più avrebbero potuto esserlo. Ecco, questo avviene nelle città, avviene nei parchi, viene lungo le strade, nelle piazze, e è un messaggio di coinvolgimento legato alla natura con dei risultati concreti. Perdonatemi se, passando dal secolo verde, ovvero da una visione globale, internazionale, atterro su un tema così locale, proprio perché bisogna convincere le persone e far vivere la transizione verde, ambientale, con temi afferrabili, concreti, visibili, vicini alle persone. È un piccolo esempio quello che ho fatto, però è un esempio che ha permesso, pensi che se fosse stata applicata da tutti questa legge, avremmo avuto 15 milioni di alberi in Italia, piantati, messi a dimora correttamente, informandone le famiglie, le scuole, e come avviene oggi in tanti comuni italiani, di un processo che porta un beneficio ed è anche di condivisione. Ecco. Allora, la condivisione, senza condivisione il cambiamento climatico è affidato alle riunioni di condominio globali di cui parla Ferrazzi, in cui ognuno difende il suo interesse, il risultato non arriva. Orientiamoci su taglio delle emissioni immediatamente più nocive. Ho citato il tema del metano, che è tutto sommato relativamente semplice. Di che parliamo? Parliamo delle emissioni che scaturiscono dal trasporto, dalla estrazione o anche dalle miniere abbandonate che debbono, e dai pozzi abbandonati in varie parti del mondo, da cui il flaring o il venting porta degli impatti enormi. Il metano scalda 80 volte l'atmosfera rispetto alla CO2 e ha una vita più breve, quindi ci si può intervenire più rapidamente con degli ottimi risultati. Investiamo sulla ricerca, sulla scienza, sulle innovazioni. Abbiamo un sacco di opportunità in Italia, siamo bravi, è un paese inventivo, creativo, e le nostre industrie possono essere riconvertite per guidare i processi di transizione green, dare soddisfazione, risposte nel territorio, buoni posti di lavoro. Grazie davvero, siamo in chiusura, grazie per essere stato con noi a Francesco Rutelli, lo ricordo. Ciao, il Secolo Verde, edito da Solferino, importante, insomma è una storia di tante storie che riguardano il nostro passato e il nostro futuro. Grazie a Francesco Rutelli. Ferrazzi, abbiamo parlato di COP28, ne parleremo anche la prossima settimana. Sì, la prossima settimana ne parleremo con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del nostro Paese, del nostro Governo, con Gilberto Pichetto Frattin. Lui è andato peraltro alla COP a rappresentare il nostro Governo e quindi ragioneremo insieme a lui sulle decisioni assunte e soprattutto su cosa il Governo intende fare, perché vede poi le decisioni assunte lì devono avere una ricaduta locale. Allora bisogna che da qui a pochi anni si abbia il coraggio di assumere alcune decisioni per lo sviluppo del nostro Paese. Quindi venerdì prossimo con il Ministro Pichetto Frattin. Chi meglio di lui ci può spiegare le azioni del Governo? Grazie per essere stato con noi Andrea Ferrazzi, vi lascio al meteo e poi al film. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Un fronte perturbato di passaggio causerà una lieve e temporanea instabilità sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 19 gennaio. Sul Veneto per buona parte della giornata il cielo risulterà nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, a tratti anche diffuse, fenomeni in esaurimento entro sera. Le temperature saranno in lieve e locale calo, minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo qualche pioggia sparsa e cielo coperto. In giornata miglioramento del tempo con locali schiarite sui rilievi.
Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà coperto ma con nuvolosità in attenuazione con il passare delle ore. Le temperature minime saranno sotto zero, le massime comprese tra 6 e 7 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.